buona giornata, ben trovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina ci occuperemo anzitutto nella prima parte della trasmissione di autismo e lo facciamo con l'ospite che vedete qui al mio fianco, a cui do il buongiorno, Franco Masinello, presidente dell'associazione Vivi Autismo Onlus. Buongiorno Presidente, un'associazione che ha sede a Padova, un'associazione fatta da genitori di ragazzi o bambini autistici e tra l'altro 5 fondatori, tutti papà. Tutti papà, sì. Beh, perché le mamme sono a casa ad occuparsi dei figli, quindi è stata un'avventura iniziata nel 2008 con altri 4 papà, 4 amici insomma, accomunati dalla vincita di una delle lotterie più complicate diciamo del mondo, e abbiamo deciso di metterci assieme e pensare cosa potevamo fare affinché chi nasce affetto o diventa autistico possa trovare tutte le risposte che sono necessarie per poter fare in modo che lo sia sempre meno. Perché immagino che voi vi sarete sentiti persi, no? Cioè lei ha parlato di risposte, quindi probabilmente diciamo che la necessità di non far passare ad altre persone... Diciamo che, non so, adesso sicuramente la situazione è migliore che non 10-12 anni fa, e probabilmente 12 anni fa era migliore che non 10 anni prima, no? Però, almeno personalmente, io faccio l'imprenditore, quindi dall'età di 26 anni sono sempre stato abituato in qualche modo a decidere, no? Certo. Non mi è mai successo di non saper decidere come nel caso di mio figlio, quindi non saper prendere delle decisioni, non saper controllare le terapie che gli venivano proposte, insomma, no? Insomma un senso di smarrimento sicuramente, di disorientamento che è durato qualche anno, non è durato poco. Cioè, in che momento, per esempio nel vostro caso, o se il vostro caso è abbastanza simile ad altri, magari ci serve per capire un problema, cioè in che momento, perché immagino che fino a un certo punto il bambino prima è molto piccolo, quindi fa anche poche cose, quando si comincia a capire che c'è qualcosa, diciamo, che non va, di diverso o che non va rispetto a magari agli altri figli? Beh, Massimiliano ha avuto uno sviluppo assolutamente in linea, diciamo, con la sorella che è nata un paio d'anni prima. Certo. Finché dato a gennaio, verso ottobre, lui era, diciamo, molto attratto dai cartoni animati, per esempio. Quindi aveva pochi mesi? 10 mesi. 10 mesi. Però ci accorgevamo che se lo chiamavamo non rispondeva, e a un certo punto ha avuto come una regressione, aveva cominciato a camminare e da camminare ha cominciato a barcollare. Ha perso la funzione sfinterica delle labbra, quindi ha cominciato a sbavare, che prima non succedeva. Aveva iniziato a dire qualche parolina e l'ha persa, no? Finché un Natale mia suocera mi ha detto: ma guarda che bravo e buono sto bambino, è così tranquillo che sembra viva in un mondo per conto suo. Lì, quando mi ha detto così, ho detto esatto, no? E allora abbiamo cominciato con le solite prove, ma questo è un percorso comune. Adesso noi ce ne siamo accorti ad 1 anno, quindi in modo molto precoce, insomma, sì. E diciamo che se lo chiami non ti risponde, vuol dire che non ci sente, e quindi abbiamo fatto tutte le prove oggettive del funzionamento del timpano e non c'erano problemi. Nel mentre peggiorava, non ci riconosceva più, abbiamo avuto proprio una serie di problemi veramente difficili, da comportamenti inadeguati, poi ha smesso di dormire di punto in bianco, quindi abbiamo fatto un paio d'anni a 2-3 ore di sonno per notte, sì, è stato un po' difficile, insomma, con quel periodo, e lì siamo stati male orientati, no? Nel senso che poche conoscenze da parte del mondo della pediatria, e quindi diciamo il medico di famiglia, cioè il pediatra di famiglia, lì poca conoscenza, e ci hanno indirizzato verso un percorso che è sono le terapie psicodinamiche, dove
psicomotricità, ginnastica? Sì, ma anche proprio terapia psicodinamica, dove praticamente il bambino deve andare alla ricerca di un io che, se per caso dopo 6-7 anni non lo trova... Hai perso 6 o 7 anni. Sì, diciamo che si perdono ben questi anni, no? E a quel punto abbiamo deciso di cambiare registro. Soprattutto mia moglie Daniela si è, dicevo prima, immolata sull'altare del figlio, quindi ha cominciato più a studiare lei personalmente il funzionamento del cervello. Siamo arrivati a 4 anni alla diagnosi di autismo. A 4 anni, quindi diciamo dopo più di 3 anni. Sì, da quando avete avuto i primi sospetti? Adesso credo sia in questo momento credo che le diagnosi siano almeno di un anno prima, però viaggiamo attorno ai 3-4 anni. Poi vostro figlio ha 12 anni, quindi non parliamo del secolo scorso, parliamo Poi la nostra fortuna è stata che comunque ci siamo mossi un po' per lavoro, io all'estero, e abbiamo partecipato a tutti i convegni possibili e immaginabili, no? Perché alla fine l'unico, sapevamo cosa fosse l'autismo, se non quel film di Dustin Hoffman e Tom Cruise, Rain Man, no? che poi è fuorviante. È fuorviante, sì, perché è la spettacolarizzazione di alcune abilità, che vuol dire è come guardare, non so, con un cannocchiale alla rovescia, no? Quindi è una focale sbagliata, perché poi è la quotidianità, sono tutti i giorni, no? È, come posso dire, il disallineamento verso il normotipo che fa la differenza, no? E che fa quindi la discriminazione. Sono stati anni di isolamento totale, nel senso che era difficile andare proprio in giro per i comportamenti inadeguati, finché a un convegno abbiamo incontrato un terapista, il dottor Borghese, e lui, diciamo che l'abbiamo contattato, da lì una terapista del suo team si era trasferita a Vicenza per lavoro col marito, e abbiamo cominciato a fare una logopedia specifica e poi una terapia comportamentale. Durissima, perché ha iniziato a parlare Massimiliano a 5 anni e gli hanno proprio cavato proprio la parola giusta, no? Gli hanno cavato di gola le parole. E devo dire è stato durissima per lui, per noi, per la terapista. E da lì poi è iniziato un percorso via via in crescendo, dove mia moglie in qualche modo ha delineato il progetto, e ha avuto anni difficili a scuola, difficilissimi. Io non pensavo di dover combattere, sapevo di dover combattere la malattia, non pensavo di dover combattere contro chi pensavo di avere al mio fianco, sì. Quindi mi sono trovato... Perché è stato un peso in più questo? Beh, io penso che se c'è una legge che è la miglior legge del mondo, quella sull'inclusione scolastica, penso vada applicata, e invece abbiamo trovato, almeno i primi 2 anni delle elementari, una cosa scandalosa. Cioè non volevano... Sa, le persone sono abituate a vedere la malattia, mica il bambino. Certo. Hanno paura di tutto, no? E non vedono la disabilità come un'opportunità, ma semplicemente un costo, un fastidio. E invece è un'esperienza della quale si possono arricchire tutti. Sicuramente. Io devo dire che, lo dico sempre, mio figlio, è stato un momento in cui avrei voluto morire, avrei voluto morisse anche. Talmente stravolta era la nostra vita, i progetti, no? Però è anche vero che mi ha preso per mano, mi ha accompagnato, non posso dire, verso una sfida che non mi sarei mai immaginato, no? E quindi mi ha fatto vedere un mondo che io non conoscevo e, come posso dire, verso il quale mi riferivo, lo dico sempre, lavandomi il ventricolo sinistro con una donazione magari alla Città della Speranza a fine anno, no? Certo. E quindi poi ti invece... allontani un po', no, il problema da te, qualsiasi tipo di problema sia, come diceva lei, ti lavi un po' le mani da questo, sì, purché non ti dia fastidio. Diciamo che è anche vero che finché non ti tocca di persona è anche difficile pretendere atteggiamenti diversi, no? Però diciamo che fare l'insegnante di sostegno e l'insegnante di classe è anche un lavoro, no? Io lo chiamo più, mi viene meglio chiamarlo mestiere, no? Perché nel senso che ci vuole mestiere, ci vuole proprio abilità, no? E soprattutto lì è stato veramente, i primi 2 anni mio figlio ha proprio regredito in una misura incredibile, no? Poi la preside, devo dire, della scuola in cui è tuttora, capita la situazione, ha cambiato completamente il team degli insegnanti
e mio figlio è rinato, nel senso che comunque a scuola ci vai 5-6 ore e se riesci a trovare il clima giusto, se uno si sente accettato, se chi lo deve seguire si sforza di mettersi nella sua testa e non solo, ma questo vale un po' in genere per i ragazzi, certo. Cioè, a prescindere dalla... E allora diciamo che il nuovo team ha visto il bambino, ha visto Massimiliano, non ha visto il suo autismo, no? Questo devo dire è un percorso che abbiamo fatto anche noi in famiglia, quello di vedere il figlio e non la malattia, perché è veramente è fuorviante questo, no? Ed direi che in quel momento lì allora si comincia a migliorare, noi abbiamo dovuto riprogettare la nostra vita, ridefinire le priorità, i valori. Non a caso si dice, no, che in questo tipo di cose si ammala la famiglia, cioè nel senso ma la che famiglia non si è ammala, che non ci sono le ripercussioni. Si ammala perché le famiglie sono letteralmente investite e abbandonate, non c'è assolutamente nulla che possa dare sollievo, no? Diciamo che i centri più evoluti a Pordenone, nel Trevisano, hanno le case del respiro, dove questi ragazzi passano magari un weekend con degli operatori e le famiglie respirano letteralmente per un weekend e quindi magari possono seguire anche possono andare per una volta entrambi a vedere la partita di pallavolo della figlia. Anche perché questo volevo chiederle, giustamente si parla di questi ragazzi, di queste ragazze, questi bambini, di queste bambine, ma questi bambini hanno dei fratelli, delle sorelle. E sarà stato, immagino, difficilissimo anche questo, cioè la concentrazione è talmente alta su un problema, su un figlio, che poi rischi di avere, immagino, no, dei sensi di colpa o comunque meno tempo per l'altro figlio che comunque vive tutta la situazione. Questo è sicuro e questo è un errore che inevitabilmente facciamo tutti, no? Sì, forse errore magari... No, è un errore nel senso che è quasi indotto come è un incedere, no? Verso il quale, come posso dire, andiamo tutti. Io devo dire che nel nostro caso, il miglior terapista di mio figlio è la sorella, che non l'ha mai visto col suo autismo, ma ha sempre visto il rompiscatole e quindi quando si aveva a dargli un cartone glielo dava, ecco, per capirci, e lui la adora. E quindi i suoi miglioramenti sono stati proprio per imitazione della sorella, quindi anche dal punto di vista alimentare, che era molto selettivo, molto difficile. Adesso invece se uno li vede in casa fa fatica a distinguere, a vederlo, no, nel suo autismo, perché ha un modo di relazionarsi con la sorella che è veramente bello, insomma. Insomma, ecco. Il canale con la sorella è sempre aperto. Ma diciamo che in genere Massimiliano ha aperto i canali di comunicazione, no? Quindi lui frequenta la scuola, sta in classe praticamente tutte le ore, legge, scrive. Anche qui è stata una scelta di mia moglie, quello di sviluppare prima la lettoscrittura e poi il linguaggio. E poi tanta pazienza, nel senso di saper attendere. L'autismo è un danno biologicamente determinato, no? Quindi è un danno probabilmente ai sistemi di comunicazione, qualche meccanismo. Ma è sicuramente un danno legato ai neurotrasmettitori, no? E poi, come posso dire, si dice che è pervasivo dello sviluppo perché interviene in tutte le fasi di una persona, no? Quindi i problemi sono legati, come posso dire, all'interazione sociale, al dialogo, all'empatia, quindi la fatica di immaginare. E poi entrano altri problemi ancora legati, ci sono per esempio soggetti affetti da autismo che hanno un autismo metabolico, quindi non possono mangiare alcune cose, glutine, caseina, perché diventano, come posso dire, provocano, no? Problemi legati proprio alla concentrazione. In alcuni casi sono degli eccessi di endorfine nel cervello, quindi è molto complesso, poi è legato anche alla tenuta dello stomaco, no? Quindi pare che non ci sia quel velo di protezione che sta all'interno, per cui una parte del cibo va direttamente a contatto col sangue, quindi questo. Poi hanno problemi legati all'udito, quindi spesso sentono il nostro dolore è oltre gli 80 decibel, per loro è attorno ai 50 in alcuni casi, quindi ci sono persone che stanno tutta la vita con le cuffie, si tappano le orecchie da quanto forte è il rumore. Perché la sensibilità è molto più quindi è proprio è talmente complessa, no? che anche a un recente seminario a Verona, dove c'era Autism Speech a fare da relatori, è un'associazione che raccoglie oltre $1,3 miliardi all'anno negli Stati Uniti.
Al momento non se ne viene fuori, no? Cioè nonostante insomma questi consistenti... Diciamo che la spesa degli Stati Uniti per l'autismo, spesa sanitaria, ammonta a 137 miliardi di dollari e per loro è nulla, no? Quindi dovrebbe essere raddoppiata nei prossimi 3-4 anni, da noi siamo distanti anni luce. Cioè, a parte quei numeri, no? Certo, chiedo alla regia se mi segnala poi quando devo lanciare la pubblicità, perché non vedo il tempo, scusi per prego. La comunicazione di servizio. Senta, volevo chiederle, quando è che c'è stata la svolta per voi, no? Perché si capisce che per voi adesso le cose sono migliorate, sì. Probabilmente che c'è questa serenità conquistata, immagino, con fatica. Diciamo che il successo più grande, ecco, per me, per la nostra famiglia, è diciamo, un ragazzo che continua ad avere i suoi problemi, perché però diciamo, quando siamo a casa c'è, no? Quando è a scuola c'è, quindi bisogna uscire anche un po' da quella logica dell'autismo come del ragno, come posso dire, che si infilano nel buco nella tela, oppure delle persone che sono chiuse in se stesse. Questo io li ho visti, quelli adulti così, ed era quando avrei voluto morire, avrei voluto morisse, certo. No? Ma secondo lei sono arrivati ad essere così con gli adulti perché? Senza nessuna cura. Perché non hanno avuto senza cure, nessuna quindi cura. Insomma... No, l'autismo se con una buona formazione dei pediatri, con i centri per poterli trattare, con una buona capacità di orientamento, adesso ci sono le terapie per, se io avessi incontrato il dottor Borghese 5 anni prima, probabilmente mio figlio sarebbe già una persona diversa, no? Avrebbe capacità e possibilità migliori. Sì. Poi di autismo non si guarisce in questo momento, si può migliorare. Premesso che, dicevo prima, sì, le ultime teorie parlano di una mente organizzata diversamente, quindi delle volte diventa anche difficile dire, non so, essere sempre meno autistici, no? Perché a una persona affetta dalla sindrome di Down si chiede di essere sempre meno Down, no, si chiede piuttosto di ridurre quelli che sono gli impatti nella sua vita sociale, di relazione. Io dico sempre questo, che la disabilità è una caratteristica di una persona come i suoi capelli biondi, oppure la mia testa pelata, certo. O le orecchie a sventola, no? Quindi fa parte di noi. Uno può nascere con questa caratteristica, Zanardi lo è diventato, quindi, certo. No? L'handicap è una risposta inadeguata della società verso quella caratteristica, quindi nel caso di Zanardi l'handicap è il gradino, non è il fatto che non ha le gambe, questa fa parte di lui. Certo. No? Anzi, lui dice che gli ha dato altre possibilità. Ma sicuramente si sviluppano altre capacità, quindi anche nell'autismo abbiamo magari sviluppate altre capacità, come la memoria per esempio, i numeri in alcuni casi, no? Resta certamente il disallineamento rispetto a ciò che noi consideriamo normale, no? Certo. E io credo che vada definito ciò che è normale. Non sono d'accordo quando si parla anche all'interno della scuola i cosiddetti normali, no. Noi lavoriamo, cioè stiamo in un contesto in cui si sa cos'è la normalità, è una scelta, no? Quella della normalità, cioè di vivere in un certo modo, poi sappiamo che la società si evolve, quindi ciò che era poco, come posso dire, consentito anni fa, adesso lo è, certo. Però il disallineamento che definisce ciò che non è normale è abbastanza evidente, quindi il fatto che una persona, e poi lo si vede soprattutto nell'autonomia, cioè per noi la sfida più grande sono i percorsi di autonomia, certo. Quindi prenderli da bambini, fare in modo che abbiano competenze sempre migliori e questo li rende più autonomi. Questo può configurare anche dei percorsi di vita indipendente e quindi sono sfide importanti. Adesso io lancio la pubblicità, tra 2 minuti continuiamo a parlare di questo perché c'è anche un bel progetto, insomma, sì, di cui parlare, certo. A tra pochissimo.
Rieccoci in studio, il titolo insomma, che abbiamo scelto adesso mi viene da riflettere, è abbastanza giusto perché grazie al nostro ospite, al presidente di Vivi Autismo Onlus, un'associazione padovana, Franco Masenello, cerchiamo se non altro di capire qualcosa in più, perché è difficile poi mettersi nei panni di chi questa situazione la vive tutti i giorni, però voi siete andati oltre, abbiamo parlato adesso, lei generosamente ci ha raccontato anche la sua storia e quella ovviamente di suo figlio e della sua famiglia, però appunto siccome voi siete in 5 papà, 4 su 5 sono imprenditori, senza voler nulla togliere alla quinta persona, però andate direttamente al sodo, avete dei grandi progetti, no? Perché questa associazione, oltre ad a voler essere punto di riferimento per altri genitori come voi, si spera insomma magari meno disorientati possibili per poter aiutare i loro figli prima possibile, visto che abbiamo visto che è importante. Qual è il vostro progetto? Beh, innanzitutto credo valga la pena di dare qualche numero anche sull'autismo, no? Quindi diciamo, i dati conclamati in tutto il mondo, quindi indipendentemente dall'aspetto geografico, no? Di dove ci si trova, è che ogni 88 nuovi nati un bambino rientra nella sfera dell'autismo. L'autismo poi è come una campana di Gauss, quindi al centro ci sono le persone molto gravi. Perché lei giustamente mi parlava di autismi prima. Sì, esatto. Perché... Quindi c'è una campana di Gauss dove al centro ci sono le persone affette da autismo molto gravi e poi ai bordi, diciamo noi, le persone normotipo. In mezzo c'è di tutto. Quindi ogni 88 nuovi nati uno è affetto da autismo. E poi lei mi diceva che tra l'altro sono percentuali destinate ad aumentare perché... Allora, uno guarda il trend, questi qua sono dati di Autism Speech, ma diciamo che l'ultimo dato che è uscito dal Ministero della Sanità parla di 1 ogni 156, ma risale a 5 anni fa, sono gli stessi dati che dava Autism Speech 5 anni fa, adesso è conclamato l'1 ogni 88. È un probabile 1 ogni 50 nel 2000. Però la proiezione, se continua così, dice che nel 2018-2020 arriviamo a 1 ogni 50, quindi sono numeri da epidemia sostanzialmente. Quindi casi in aumento, per diversi motivi immagino. Oppure diagnosi più pronte, no? più puntuali, e sicuramente è un contesto ambientale che può darsi che aiuti, ma al momento non si sa bene, no? Non si conosce la causa, c'è chi parla di origine genetica, io dico 1 ogni 88 è difficilmente giustificabile solo con l'origine genetica, c'è chi parla di autismo da vaccino, abbiamo solo 2 sentenze in Italia in questo momento, una a Novi Ligure e una recentissima a Rimini, che hanno accertato... il giudice ha accertato che l'autismo che si è presentato nel ragazzo era dovuto dal farmaco, insomma, dal vaccino. Chiaro che vuol dire avere una predisposizione, no? Chiaro, però non lo sai. Questo potrebbe anche, voglio dire, questo ci potrebbe portare a pensare che forse magari con più accortezza nella somministrazione si potrebbero evitare dei danni. Avete sentito tutti quanti recentemente, no? Il ritiro di quelle quantità enormi di dosi di vaccino antinfluenzale perché mal conservate o... Poi noi, per onore di verità, abbiamo avuto ospite il presidente di Federfarma che ci ha spiegato che non erano dosi pericolose ma inefficaci, insomma glielo do come dato di cronaca. Comunque al di là di questo... Certo che la domanda che uno si fa è come fanno ad arrivare sul mercato, no? Certo. Allora, questo ciò non toglie il fatto che insomma non dovevano arrivare sul mercato. Una domanda, al di là che siano pericolose o poco efficaci, la domanda è com'è possibile arrivare a distribuire sul mercato volumi così importanti. Comunque io non voglio entrare più di tanto perché diventerebbe poi una polemica sterile. Certo che se uno va sul sito del Ministero a vedersi le controindicazioni, qualche pensiero se lo fa, no? E detto questo, i numeri sono davvero importanti e i maschi ne vengono colpiti in misura 4 volte maggiore
rispetto alle femmine. E anche questo per ora... Questo è un dato conclamato, è sicuro. Conclamato, ma dico, non c'è una motivazione scientifica? Ma uno potrebbe ricondurla, come posso dire, sempre all'aspetto genetico, no? Ma voglio dire, se fosse verificata una causa da vaccino, è anche vero che le femmine hanno un sistema immunitario che si sviluppa molto più precocemente rispetto al maschio, no? Perché normalmente il danno da vaccino vuol dire creare delle autoimmunità, spesso e volentieri, quindi cosa succede? Succede che il sistema immunitario attacca parti self, non riconosce parti proprie e le attacca. Certo. E quindi nel caso dell'autismo, se così fosse, va ad intaccare quella parte che poi è legata al funzionamento del linguaggio, dell'interazione e così via. Detto questo, diciamo che noi non ci occupiamo del perché una persona è affetta da autismo, no? Diciamo che noi ci occupiamo di chi il problema ce l'ha. È chiaro. O di chi ce l'avrà. E quindi ci chiediamo cosa si può fare dal punto di vista dell'informazione, dal punto di vista terapeutico, o meglio ancora, della diagnosi, della presa in carico, di un percorso terapeutico personalizzato, di un percorso terapeutico che deve essere continuamente aggiustato per poter essere efficace, affinché queste persone possano condurre una vita che sia la più normale possibile. Questo è il primo punto, è la cosa più importante. Come possiamo fare in modo che le famiglie vivano un'esperienza difficile come questa nel modo più responsabile ma anche leggero possibile, quindi che possano vivere una vita che non sia un'ipoteca. E allora questo vuol dire, prevede un sistema, almeno dal nostro punto di vista, una visione globale, e quindi vuol dire mettere insieme un centro. Questa è stata l'idea, il motivo per cui è nata Vivi Autismo. Non è nata all'inizio per erogare oppure per aggregare genitori con figli affetti da autismo, no? Noi siamo nati con uno scopo preciso, e cioè realizzare ciò che non c'è. Certo. E quindi un centro dove, chiaro che ci sono i terapisti, chiaro che altrimenti i nostri figli sarebbero, posso dire, allo sbando, no? Insomma, il contenitore, serve anche chiaro il contenuto. Che ci sono. L'idea è quella di concentrare tutte le competenze che attualmente ci sono, di trovare le competenze che non ci sono e soprattutto poter definire un percorso per questi ragazzi che li porti ai 16 anni con la massima autonomia possibile. E questo dovrà essere il centro specializzato multisistemico per l'autismo. Esatto. Scusi no, sa perché dobbiamo stringere? Perché abbiamo più o meno 4 minuti e volevo che insomma il CSMA praticamente è questo centro. Noi abbiamo ricevuto dalla ZIP in comodato d'uso, diciamo, per tutta la vita della ZIP, un immobile, lunga vita della ZIP, un immobile in via Perù, che stiamo ristrutturando. Quindi in zona industriale a Padova, più o meno, distante, dove c'è il nuovo asilo. Certo. E siamo vicini al Parco Roncaiette, siamo vicini alla Torre della Ricerca, e diciamo che però il problema principale, al di là di costruire il contenitore e metterci il contenuto, poi mantenere il contenuto, no? Noi stimiamo che ci vogliano una ventina di operatori all'interno. L'obiettivo è erogare terapie gratuite, quindi che i genitori possano portare i loro figli senza dover pagare nulla, certo, perché stanno già pagando molto, no? Certo. Moltissimo. Curare un figlio servono almeno 800.000 euro al mese per poterlo portare a un livello di autonomia, di indipendenza interessante, no? Perché c'è un'altra cosa importante: il costo sociale di un soggetto affetto da autismo che vive una vita come la nostra è vicino ai 2 milioni di euro. Allora, quello che noi ci chiediamo è, costruito questo centro, gestito con l'efficienza che è tipica di un'azienda privata e col cuore, diciamo, di chi è impegnato invece a non realizzare nessun profitto. Certo. Ci chiediamo come poterlo mantenere, e quindi stiamo pensando di realizzare attività parallele lì vicino, e quindi stiamo discutendo con la ZIP per avere, che hanno in gestione una parte del Parco Roncaiette. Chiedo alla regia quanto manca. Prego, lei vada avanti. Sì, per poter costruire lì per esempio un campo prova golf,
e quindi dai soci, che abbiamo stimato quasi in 1 migliaio, con la quota annuale poter finanziare questo centro, poter all'interno fare una clubhouse con un piccolo ristorante, quindi poter far lavorare questi ragazzi all'interno del ristorante. Io vi rimando al vostro sito, perché se qualcuno volesse avere informazioni, perché purtroppo dobbiamo chiudere, ma possiamo tra l'altro ritrovarci magari quando il progetto sarà cominciato. Ringrazio allora Franco Masinello, presidente dell'associazione Vivi Autismo Onlus, viviautismo.org. Grazie, una buona giornata a lei, davvero insomma, un buon lavoro per tutto. Grazie. Noi ci rivediamo invece tra 2 minuti. Buongiorno.